Sesta corsa, prova per cavalli di 5-6 anni non vincitori di 15.000 euro in carriera. Sono in 8 al via, con il numero 1 Quadrado Waisel, Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 2 Bacau di Casei, Artan Halilai, 3 Chianti, Salvatore Mattera, 4 Citrosodina Oil, Marco Stefani, 5 Batiz, Giuseppe Ferrante, 6 Con Andrei, Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Candy Febi, Marcello Di Nicola, 8 Cefalo Jet, Roberto Faticoni. Autostart che si appresta al lancio con veloce Bacau di Casei al largo, subito Con Andrei che prova ad andare a chiedere strada, si sistema in corda Chianti con accanto Citrosodina Oil, mentre Con Andrei sfila a condurre dopo 100 metri di corsa e il lancio se ne va in 14 e mezzo. Si approccia alla retta opposta alle tribune con Andrei in vantaggio avanti a Bacau di Casei, quindi Chianti, poi Citrosodina Oil, muove all'esterno subito Quadrado Waisel. 32 per i primi 400 metri di corsa, va a fare la seconda pariglia Citrosodina Oil precedendo Candy Febi. 600 metri da parte di Con Andrei passati in 46 e mezzo e si viene al passaggio davanti alle tribune con il leader sempre in controllo su Bacau di Casei che rimane secondo. Di fuori avanza numero Quadrado 8 Waisel, Cefalo Jet 800 squalificato. metri passati in 1 e 2, sempre all'avanguardia Con Andrei, di fuori Quadrado Wise, alla corda Bacau di Casei, seconda pariglia per Citrosodina, chilometro in 1.17.1. Con Andrei si difende all'avanguardia, Quadrado Wise ora intensifica le palate al suo esterno, prova a coprire completamente il rivale. Sfida tra i due favoriti con Bacau di Casei e Citrosodina Oil che stanno alla finestra, la retta di là in 14 e mezzo, accelera con decisione Con Andrei che prova a tenere a distanza il rivale Quadrado Wise. Allo steccato sempre Bacau di Casei, poi Citrosodina Oil e Candy Febi. La retta d'arrivo per Con Andrei che è sempre in evidenza, Quadrado Wise che prova a ritornare sul passo, va di dentro Bacau di Casei, è in vantaggio Con Andrei, gli altri arrivano però, soprattutto Bacau di Casei di dentro, Bacau di Casei che nel finale vince nei confronti di Quadrado Wise che alla fine ha ragione nella sua lotta personale con Andrei, ma non basta perché Artan Halilai ha lanciato in open stretch Bacau di Casei, è venuto a vincere Diego Dall'Olio al training, i colori della signora Franca Strozzi. Rivediamo nelle immagini il successo del numero 2 Bacau di Casei, lanciato in open stretch nel finale, vince i 3/4 di lunghezza, secondo è Quadrado Wise L, al terzo posto finisce Con Andrei.